Allora, ciao a tutti, buongiorno ragazzi, ciao Jonathan, ciao Beniamino, grazie della vostra partecipazione. Buongiorno. Andiamo Buongiorno. velocissimi, cerchiamo anche con gli interventi di essere un po' sintetici così la facciamo un po', tocchiamo più titoli eventualmente. Beh, ovviamente la notizia del giorno è sempre incentrata sul Covid, ovviamente ci sono nuovi divieti. Zaia oggi dovrebbe provvedere con nuovi provvedimenti, appunto per provvedere per provvedimenti, dovrebbe pubblicare nuovi provvedimenti per limitare i contagi che purtroppo stanno aumentando, anche se sembra che in Lombardia ci sia non una diminuzione, ma sembra che stia, diciamo, diminuendo il picco dei contagi. Sembra, ovviamente, è sempre tutto da vedere. Ovviamente oggi è il 12 novembre, voi sapete benissimo, sappiamo benissimo, un anno fa c'è stata l'acqua grande, c'è stata praticamente un'alluvione enorme che ha, diciamo, fatto tantissimi danni a Venezia, a Pelestrina e a Chioggia, e avevamo già pubblicato ieri su Chioggia Azzurra, oggi è ripreso da tutti i giornali, ovviamente non perché era Chioggia Azzurra, ma perché appunto è un anno che c'è stata questa grande alluvione, ma risarcimenti al momento per Chioggia non è arrivato nulla, anche su Venezia ci sono diverse lamentele. Cominci tu, Jonathan? Sì, come vuoi Andrea. Beh, intanto buongiorno a tutti. Sulla vicenda della gestione dell'acqua alta io credo ci siano enormi responsabilità di questa amministrazione. Basti pensare semplicemente a un dato oggettivo che possa piacere o no. Siamo l'unica città colpita dall'acqua alta che ha dovuto fare 2 volte i moduli per il censimento danni. Cioè, mentre nelle altre parti come Venezia c'è stata una richiesta di danni e un modulo di censimento, da noi è stata fatta 2 volte. Io non so chi abbia sbagliato e perché il comune è invitato a farli fare 2 volte. Un dato che può servire è che siccome nei moduli bisognava mettere anche il computo metrico e bisognava mettere dei dati tecnici, Andrea, non tutti erano in grado di compilarli e diverse persone sono andate a pagare anche 100, 120 euro, 150 euro dai tecnici per farsi compilare questi moduli, scoprendo che dopo qualche mese gli hanno detto abbiamo giocato, abbiamo scherzato, fai degli altri moduli. Quindi di cosa stiamo parlando? Venezia sì, ci sono lamentele, ma un paio di tranche pare siano arrivate. Da noi no. Quindi abbiamo la nostra amministrazione che più di qualche volta va in trasferta a Roma, non si capisce a far che perché non vengono a relazionare in consiglio, che vadano a chiedere spiegazioni per l'acqua alta. Tu Beniamino cosa ne dici? Ovviamente siete tutti e due diciamo, della minoranza in consiglio, Ma è un dato oggettivo, Andrea, che abbiamo fatto 2 volte i moduli solo a Chioggia, è un dato oggettivo, non è maggioranza o minoranza. Certo, certo. La pensi anche tu Beniamino, così come dice Jonathan? Sì, non posso che essere d'accordo perché già sono intervenuto più volte nella stampa a confermare quello che l'amico Jonathan oggi ci dice, dicendo che in più anche nella richiesta di moduli chiedevano anche la marca da bollo da 16 euro. Sembra una stupidaggine, però comunque se io ti chiedo dei soldi perché ho dei danni, perché mi chiedi di pagare per chiedere dei soldi che tu mi dai la possibilità di farmi ristorare? Ma al di là di tutto, moduli o non moduli, dopo 365 giorni da quel disastroso evento che ha coinvolto la nostra città, i nostri commercianti, i nostri cittadini e il nostro comune territorio, non abbiamo visto un becco di €1. Ed è inutile che il sindaco Ferro rimandi alle letterine che manda Zaia. Il giorno dopo 2 giorni dal disastro, è venuto giù il ministro D'Incà, che vada adesso dal ministro D'Incà, il sindaco Ferro, a dire: caro ministro, presso i tuoi ministeri del nostro governo 5 Stelle, PD, i soldi ci sono, fate sti atti di liquidazione, sbrigatevi. Il tempo, ormai siamo fuori ogni tempo limite. Dopo la crisi che c'è stata del Covid e la crisi economica che ha toccato gli stessi commercianti, le stesse botteghe, gli stessi cittadini, aiutiamoli almeno ad andare a pari con i danni che hanno ricevuto. Ma farlo subito, non basta mandare le letterine, bisogna alzare la cornetta, bisogna chiamare, creare l'appuntamento, andare a parlare, insistere, battere i pugni sul tavolo se serve, anche se sono del tuo stesso colore politico, perché è facile accusare sempre
la controparte, gli avversari, chi non è dello stesso colore politico e far polemica. Le polemiche stanno a zero, servono atti concreti, domani, oggi, subito. Ieri una parte dei esercenti hanno aspettato, c'è la notizia qua sul Gazzettino, hanno aspettato praticamente il sindaco, nell'articolo ha riportato che non riuscivano a contattarlo e lo hanno praticamente brincato, scusate il termine, sotto il municipio mentre si recava agli uffici comunali e hanno protestato praticamente per la nuova ordinanza del sindaco che riduce i posti a 2 sui tavolini in pratica. È riportato l'intervento del ristoratore Felice Tiozzo del ristorante La Taverna di Calle Palazzo, che dice a questo punto era meglio chiudere completamente, e anche diciamo e anche altri ristoratori, c'è anche la Camuffo che è del ristorante La La Sgura. Sgura, che c'è lì vicino al mercato del pesce, no? E il sindaco si è difeso dicendo che ha cercato di fare questo per cercare di limitare diciamo, il numero delle persone che sono in contatto, perché comunque anche a Chioggia i contagi non stanno diminuendo, stanno aumentando. Diverse persone sono finite anche in ospedale in rianimazione e quindi la situazione non è facile. Su questo cosa dite voi? Cosa dici tu, Beniamino? Ma guarda, anche su questa cosa sono intervenuto qualche giorno fa con un post sul mio sito internet, non so se sia stato ripreso dai giornali, ma poco importa. Inutile punire tutti quando non ci sono controlli con i quali si potrebbe punire chi sbaglia. Mi spiego. Perché i contagi aumentano? Perché c'è una situazione indisciplinata da parte di qualche commerciante, da qualche cittadino, di qualche esercente, di qualche bar, non lo so chi e come, non sta a me controllare. Ma io dico, siccome i contagi aumentano, il sindaco dice mettiamo delle regole più stringenti per tutti. Ma se io dico con i nuovi decreti mi sono attrezzato, ho speso soldi, ho cercato di riorganizzare l'azienda, ho avuto dei costi, bene, adesso io per il protocollo di quello che prevede la legge sono in regola e la faccio rispettare a puntino, anche litigando con i clienti, perché sono successe anche che esercenti o ristoranti o bar, adesso parlo in generale, hanno anche rimproverato clienti che si sono anche ribellati all'utilizzo della mascherina, al distanziamento, ai tavoli che potevano creare assembramento, e quindi in qualche modo si sono trovati anche in situazione di contrasto. Bene, questo è un esempio in cui uno si comporta molto bene, fin troppo, e mantiene lo spirito di quello che il legislatore voleva, cioè di non far aumentare i contagi. Dopo aver fatto tutto questo per mesi, per settimane, mi trovo un sindaco che mi dice: io ti punisco perché le cose stanno andando male. E proprio me punisci, ma non vai a controllare invece dove ci sono gli assembramenti, dove non c'è il distanziamento sociale, dove nessuno usa le mascherine o simili. Manda questi controlli, parla con il prefetto, organizzati, fai delle situazioni di interforze, fai dei blitz, fai un report alla fine del mese, come sono andati i controlli, cosa è successo. Ci servono dei dati per fare delle azioni. Invece, con molta leggerezza e superficialità, il sindaco dice: bene, facciamo una cosa che vale per tutti, per i bravi e per i meno bravi. Sta cosa non va assolutamente bene. Fanno bene i commercianti o gli esercenti a lamentarsi, perché non è un modo di procedere. Tu hai sentito, Jonathan? Perché prima mi sembrava che fosse andato via l'audio un attimo. Hai sentito cosa dice Beniamino? Lo vedo. Sì, sì, sì. Sì, su questa vicenda cosa ne pensi? Immagino che la pensi come... Sicuramente la nostra città è fortemente carente di controlli, perché spesso questi importanti agglomerati di persone avvengono proprio in pieno centro, a pochi metri dall'ufficio del sindaco. Siccome io, questi signori della maggioranza, sono circa un 25 tra consiglieri e assessori, 22, 23, credo che la strada per andare su e giù dal comune la fanno, visto che sono sempre lì sotto i portici a bazzicare tanti di loro. Un po' di sensibilizzazione potrebbero farla, e quindi
mandare qualche controllo in più, che il problema è quello, Andrea. Se tu incominci a dire alla gente che devono stare in due su un tavolino, cosa che se serve per prevenire contagi condivido, se serve per prevenire contagi condivido, però 30 secondi dopo tu passi in pieno centro storico e vedi 300-200 persone tutte ammucchiate in pochi metri su un unico locale, forse incomincia a dire ma c'è qualcuno che controlla, ma non per fare i dispettucci tra uno e l'altro, ma perché le cose non possono avvenire sotto la luce del sole avanti a tutti, a pochi metri dal comune, dircele ormai segreto di Pulcinella, tutti sanno chi è cosa, e non prendere provvedimenti. Per quanto mi riguarda bisogna mettere in campo tutte quelle azioni che servono a prevenire il contagio, quindi io sarei d'accordo col sindaco se queste ordinanze avessero un seguito, ovvero sono lineare con tutti, faccio quello che serve per ridurre il contagio. Però tu non puoi fare un'ordinanza dove due persone al massimo stanno su un tavolino e il giovedì vai a fare il mercato. Ma io non ce l'ho col mercato, non ce l'ho con i commercianti, non ce l'ho con nessuno. Però un ragionamento a rigor di logica dice che se io, Beniamino e Comparato non possiamo stare in 3 a bere un caffè sul tavolino e dobbiamo stare in 2, non puoi andare a fare il mercato dove sai bene che si creerà un'altra situazione, semplicemente dove si parcheggiano le bici di agglomerati di persone, semplicemente nel guardare un prodotto su una bancarella. Quindi io credo che anche qui ci sia confusione nella gestione cittadina delle azioni da mettere in campo, ci sia uno strabismo di questa amministrazione, e le azioni che stanno mettendo in campo non servono a nulla, non perché non sono efficaci, ma perché da una parte si mettono in campo azioni restrittive che potrei anche condividere, e dall'altra si fa peggio non andando a intervenire su quelle situazioni dove sotto gli occhi di tutti si creano agglomerati importanti di primo livello di persone. Sulla Nuova Venezia di oggi c'è un articolo interessante che diciamo che relativamente ai concorsi per gli aspiranti vigili urbani del Comune di Venezia, che ci saranno 2 giorni appunto per gli aspiranti, ci sono prove fisiche per 300 selezionati per il bando, per 85 contratti, formazione e lavoro. Ora scatterà la sospensione della prova scritta per il blocco dei concorsi in Italia. Quindi al di là appunto che c'è il problema dei concorsi, ma il Comune di Venezia, per assumere la polizia locale, oltre diciamo mi sembra che Brugnaro su questo si è distinto particolarmente, per quanto avranno più, a Venezia forse avranno più fondi, non lo so, ma comunque è indubbio che ha potenziato al massimo la polizia locale. Addirittura, non so se fantascienza, ma ho visto ancora tempo dietro una foto di un gruppo di agenti di polizia locale di Venezia con le Scorpion, cioè con le mitragliette, però le mitragliette non quelle che sparano in automatico, ma un colpo alla volta in pratica, no? Quindi non solo il Comune di Venezia si è attrezzato per avere più vigili, ma addirittura chiede agli aspiranti vigili di avere una certa prestanza fisica, perché parliamoci chiaro, adesso come adesso la polizia locale si trova sempre di più ad avere, diciamo, dei compiti di pubblica sicurezza, praticamente come i carabinieri, come la polizia, e quindi onestamente è difficile che una persona un po' gracilina possa, diciamo, mettersi a gestire situazioni con venditori ambulanti irregolari, come si dice, quando c'è aiutatemi, la persona malata che si fa il trattamento sanitario obbligatorio. Tante volte purtroppo ci sono questi casi, ci sono persone che non stanno bene, che sono in preda a qualcosa in pratica. Ecco, su questa io so che sparerete a zero contro ovviamente l'amministrazione, però diciamo che a noi questa eredità viene da tempo, cioè il fatto che tutte le amministrazioni che si sono seguite negli anni sul tema della polizia locale non si sono mai concentrate, insomma, mi sembra. Beniamino, sì, tu che Andrea, sei stato tanti anni, voglio dire, rappresentante in Consiglio Comunale, anche Jonathan, insomma, non scherzo. Distinguiamo subito 2 periodi. Il primo, quello in cui l'amministrazione comunale non poteva assumere se non con la legge che c'era stata da parte di una finanziaria nazionale
Puoi abbassare il volume che si sente il ritorno? Grazie. Ma forse Jonathan, io sono sempre uguale. No, Jonathan, no, io guardate, metto anche muto quando non No, parlo. non è che c'è... Ah, ecco perché non vedevo il segnale, non capivo. Ah, ecco. Ma non è che hai anche, avete due cose accese, cioè se c'è il... no, solo uno. No, non c'è più ritorno. Ok, io Grazie. comunque stacco tutto quando non parlo. ok. Ok, distinguiamo subito due periodi allora. Il primo, quello che riguarda il passato, dove l'amministrazione comunale non poteva assumere se non ogni 5 che andavano in pensione un lavoratore indipendente pubblico. Quindi il patto di stabilità e il pareggio di bilancio non permetteva di avere risorse in pronta spesa e quindi le amministrazioni fino a prima del 2017 non potevano fare quello che, non quello che volevano, ma non riuscivano a onorare, diciamo, il turnover del personale che andava in pensione piuttosto che quelli che operavano con mobilità e altre cose. Poi dal 2017 questi vincoli venivano allentati, venivano comunque date altre possibilità ai comuni anche di assunzione. Infatti il sindaco Brugnaro abbiamo visto che ha assunto negli ultimi 5 anni, possiamo dire, oltre 200 agenti di polizia municipale più altri concorsi per altri settori. Noi abbiamo fatto un ordine del giorno ancora l'ultimo anno della giunta Casson, l'ho portato io in consiglio comunale, approvato all'unanimità anche dalla maggioranza di allora e anche dai 5 Stelle che erano con Gimberto all'opposizione, in cui si diceva dai prossimi concorsi cerchiamo di privilegiare l'assunzione dei vigili urbani perché la situazione è al collasso. L'abbiamo ribadito e più volte suggerito e più volte polemizzato con questa amministrazione di fare i concorsi, eccetera, anche perché con la quota 100, ricordiamoci che abbiamo avuto un esodo molto importante di persone che periodicamente continuano ad andare in quiescenza e non vengono sostituite. E quindi l'amministrazione attualmente negli uffici pubblici è un colabrodo. E in particolare i vigili urbani che hanno sempre sofferto di carenza di personale, di molteplici funzioni amministrative che noi abbiamo suggerito di traslarle ad altri che non hanno la divisa e così via. Quindi la situazione oggi è mal gestita da questa amministrazione ed è segno di un fallimento che porterà in eredità alle prossime amministrazioni, perché ricordiamoci, i politici che verranno dopo saranno sicuramente meglio di questi che ci governano, ma gli uffici saranno sempre quelli, con le stesse difficoltà. Quindi hanno una grave responsabilità questi grillini di oggi che la pagherà, che faranno pagare la loro responsabilità a tutte le città per gli anni a venire. Jonathan? Diceva Beniamino, chi verrà dopo saranno meglio di questi. Io credo, Beniamino, che anche una sedia vuota messa lì sarà meglio di questi. Diciamo che chi verrà dopo gli piace vincere facile, no? Insomma, credo che se prima si diceva che il peggior sindaco nella storia fosse stato qualcun altro, adesso credo che se facciamo un referendum finalmente la città diventerebbe unita su qualcosa. Medaglia d'oro, medaglia d'oro. Medaglia d'oro, medaglia d'oro. Pensa che con questo problema i commercianti sono andati a Brincardo sotto il comune, non si è fatto vedere neanche lui. Cioè questo è il livello di chi prende il potere del palazzo, parte dei bilanci partecipati, dopo lo devono rincorrere per parlarli. Comunque sulla vicenda Vigili, Andrea, io credo che al netto dell'escursus storico che faceva Beniamino, ma intanto Venezia non ha più fondi, chiariamo. I fondi di Venezia sono proporzionati ai fondi che ogni città avrebbe. Certo, assume più vigili, ha un bilancio diverso, una città più grande. Ma io leggevo un post dell'assessore Zuin dove addirittura avevano assunto in due anni quasi 500 stagionali. Quasi 500 stagionali. Non so se ho letto male il post, ma credo che i numeri siano quelli. Un po'... 200. Andrea, mi senti? Sì, ti sento, sì.
Sulla partita dei vigili urbani, questa amministrazione dovrebbe fare una profonda riflessione e chiedersi fino a che punto vergognarsi. Perché ci sono stati negli ultimi 3 anni un momento in cui, Andrea, avevamo i soldi e non abbiamo fatto il concorso. Avevamo i soldi e non abbiamo fatto il concorso. Un altro momento in cui abbiamo fatto il concorso, ne dovevano venire 7-8, abbiamo chiesto le prove per diventare scienziati NASA e non è passato neanche uno. E c'è stato un momento di una vicenda che l'ha tirata fuori Dolfini in consiglio comunale, dove un vigile ha chiesto la mobilità per venire, da 20 anni faceva il vigile a Venezia e gli hanno chiesto di fare le prove scritte orali di una commissione, se non ho capito bene, per venire a Chioggia. Abbiamo assunto un vigile l'anno scorso che è andato a sostituire un vigile che, poverino, è venuto a mancare, Mauro, non so se ve lo ricordate. Sì. Quindi ne abbiamo assunto uno a fronte di una persona a me che è venuta a mancare, dopo abbiamo avuto anche pensionamenti, e quest'anno abbiamo fatto il concorso dei vigili ad agosto, a fine agosto, probabilmente per mandare i vigili a smontare le capanne in spiaggia. Cioè, su questo, ragazzi, cioè, ci sono delle oggettive responsabilità politiche. Loro non possono dire, come è successo, ricordo che ci sono state anche carte bollate, querele su questa vicenda per affermazioni fatte tra l'ex dirigente Mario Veronese, il Presidente del Consiglio e il capogruppo 5 Stelle. Ho appreso dalla stampa questo, se non erro. Quindi cioè, tu non puoi pensare che amministri una città e non vai a prendere il tuo dirigente a dire come ci organizziamo per le assunzioni, o non ti prendi il dirigente della polizia locale a dire ma perché in giro per il mondo assumono, qua no, facciamo questo, facciamo quello. Cioè il sindaco ha una responsabilità diretta, l'amministrazione ha una responsabilità diretta. Esiste un assessorato alla polizia locale della dottoressa Cavazzana, che io non credo siano mai venuti a dirci in aula quale strategia mettere in campo per la polizia locale. Un referato dove, ricordo, anche gliel'abbiamo contestato, stravolto, perché a uno hanno dato, a Veronese ha la sicurezza, la Cavazzana ha la polizia locale. Quindi quando vanno dal prefetto, va a parlare Veronese, dopo arriva e gli dice alla Cavazzana quello che hanno detto. Anche qui facciamo ridere, facciamo ridere. L'unico comune dove uno ha la sicurezza e uno ha la polizia locale. Facciamo ridere. Quindi il livello di attenzione che si ha su questo tema è questo. La città è davvero in balia dell'incompetenza più totale. Non immagino quando andiamo dal prefetto cosa pensano di noi. Non voglio nemmeno immaginarlo, se no mi rovino la giornata, guardate. Allora, cambiamo un attimo argomento, visto che ieri c'è stata, parliamo però sempre di locale, ieri c'è stata la commissione, quella praticamente che è stata chiesta dalla Segantin, per quanto riguarda questo ormai famigerato parcheggio all'Isola dell'Unione, dove tutti quanti sparano contro, anche la stessa amministrazione dice che vorrebbe, diciamo, non portarlo avanti, ma ormai l'opera, cioè l'iter è troppo avanzato e non si può più fermare praticamente. Ecco, io mi permetto una cosa, siccome leggo da un po' da tutti, è partita questa cosa dalla mia ex insegnante delle medie, la professoressa Carla Neri, parlando di scempio, parlando di questo, però francamente a me, io dico la verità, non la penso, non sono col pensiero collettivo, io dico, beh, bene o male questo parcheggio comunque permetterà a un certo numero di residenti, ci sono tantissimi che hanno l'auto, la tengono in calle, che è esposta alle intemperie, è esposta anche all'azione dei vandali. Non di rado ci sono quasi ogni giorno c'è qualcuno che trova la macchina strisciata, gomme tagliate, non è che non succede. Avere un parcheggio dove uno può ricoverarla e tra l'altro sono soldi che arrivano c'è stato fatto quel bando quella volta, quindi francamente tutta questa contrasto a questo parcheggio francamente mi sembrerebbe un po' esagerato, non so, so che voi non la pensate così perché siete... Sì, non è esagerato per niente, anzi... No. Anzi, economicamente bisogna anche vedere che danno abbiamo alla città. Allora, se posso introdurre io e poi Jonathan sicuramente più afferrato. Vai. Intanto il 1,4 milioni che arrivano
che sono arrivati come soldi fanno parte di un panorama di patti territoriali che quando eravamo in giunta con Romano Tiozzo abbiamo portato a casa per il parcheggio scambiatore, per il punto di sbarco e il camper service e così via. Gli approdi e una parte erano anche per la strada degli orti. Questi erano il panorama dei patti territoriali che come assessore al bilancio avevo seguito. Per arrivare al punto, allora, innanzitutto questa polemica, chiamiamola così, parte dai 5 Stelle, ma 5 anni fa, quando l'assessore Bielo, defenestrato anche per questo, voleva trasferire quel parcheggio o all'Isola dei Saloni o a Borgo San Giovanni, se non ricordo male. E poi è stato defenestrato per incomprensioni con la sua giunta. Quindi il primo a venire fuori che quel parcheggio non andava bene, ma sotto il profilo progettuale e di location, è stato l'assessore Marco Boscolo Bielo dei 5 Stelle. L'ora maggioranza, che l'attuale maggioranza non era evidentemente d'accordo con Bielo, infatti lo fanno fuori. Arriviamo in commissione a gennaio di quest'anno e diciamo, anzi proprio la Sigantin dice all'amministrazione: attenzione che questo parcheggio non può andare bene là non solo per l'impatto ambientale di Ecomostro sull'isola dell'Unione e non solo perché costruendo quel manufatto impediamo la possibilità di fare manifestazioni, Radio Company, Ferragosto e tutte quelle cose, le sagre, tutte quelle cose che si facevano nel parcheggio, perché adesso c'è un manufatto e non si può più fare, non abbiamo più lo spazio per fare queste cose, ma soprattutto perché i posti auto previsti dal parcheggio, al netto dei posti auto che andiamo a distruggere perché costruiamo sopra un manifatto, la differenza è di una ventina di posti auto. Allora, conviene spendere 1,4 milioni per avere 20 posti auto in più rispetto a quelli che abbiamo attualmente? La risposta è no. Da gennaio, ma anche prima, nel 2020, come opposizione le abbiamo detto in più salse, in più volte, da più partiti, da più forze della minoranza. Loro ci hanno dormito sopra per arrivare poi a fare un ordine del giorno a maggio e una mozione a luglio, dopo che hanno anche fatto il bando vinto dalla ditta a cantiere aperto e danneggiando tra l'altro anche lo spazio dove si poteva fare la pista d'atletica, dove c'è la Clodiense che si allena e quindi la riduzione delle tribune del campo, e quindi è un danno dietro l'altro questa cosa. Adesso Jonathan sicuramente sa meglio, che ha anche fatto l'accesso agli atti con le carte dell'avvocatura civica e tutte quelle cose insomma che abbiamo discusso in commissione l'altro giorno, quindi lascio pure più spazio a Jonathan Montanariello. Intanto Andrea, grazie Beniamino, sotto l'aspetto economico ha ragione Beniamino. Noi non dobbiamo vedere quando ci vengono a parlare che il parcheggio è di 120-130 posti, perché quel parcheggio ha già una novantina di posti. Quindi andremo ad avere un aumento 20, ma anche che fossero 40 e spendiamo più di 1,5 milioni di euro. Dall'altra parte dobbiamo vedere che all'interno del progetto, forse sfugge questa cosa, non sono previsti nemmeno i soldi per le automazioni affinché quel parcheggio diventi accessibile, e saranno altri 200-300 mila euro che dovrà spendere SST. Quindi se noi andiamo a spalmare che spendiamo quasi 2 milioni di euro per avere 30-40 posti auto in più e quei posti auto verranno dati in affitto a 20 euro al mese, quanto ci costa un posto auto? 1. 2. Quanti soldi perdiamo, come diceva Beniamino, di mancate manifestazioni che verranno fatte lì, di mancati introiti, perché quando i privati affittano lì, Beniamino, si pagano profumatamente. Quindi nelle casse della città, se noi dividiamo per il costo di 20 euro di abbonamento che costa al mese un parcheggio, ci vorranno circa 300 anni per ammortizzare quell'investimento lì. 2, al netto della manfrina politica che hanno fatto in questa amministrazione, dove nell'accesso atti è emerso che all'ordine del giorno dei 5 Stelle datato maggio, l'ingegnere Stefano Penso gli risponde: ma cosa state dicendo? Che ancora nel dicembre 2019 una determina dirigenziale si impegna con la ditta
aggiudicataria e giudicazione diventata esecutiva con determina dirigenziale di 9 dicembre 2019. E l'avvocatura civica, l'avvocatura del comune, quindi non due esponenti di minoranza, definiscono l'intervento della pubblica amministrazione, quindi del comune di Chioggia, lo definiscono tardivo e impreciso. Quindi pensa a te cosa hanno combinato perché i loro stessi uffici gli danno dei tardivi e degli imprecisi. E quindi sostanzialmente non si può avere degli uffici che viaggiano su un binario, un assessore che senza creare commissione però dovrebbe sapere cosa fanno i suoi uffici, che va in giro per il mondo a dire il contrario, e un gruppo consigliare che va al massacro perché va a portare ordini del giorno illegittimi, obsoleti, dando false speranze alla città, dovendo sapere invece che negli uffici le carte dicono altro. Concludo dicendo, Andrea, noi in commissione più volte abbiamo ribadito un concetto. Bene, quel parcheggio serve. Ok, questa è una cosa discutibile. Perché? Perché a noi serve un parcheggio che risolva i problemi del centro storico delle Calli. Allora, se lì si decide di fare un parcheggio che ospiterà a 3-4 piani, 3, 4, 500 auto, allora potremo fare un dibattito serio. Cosa scegliamo? La bellezza, la laguna, lo sfondo, la visuale che resta, le manifestazioni, come diceva Beniamino, o un parcheggio che andrebbe a risolvere definitivamente i problemi del centro storico? E allora sarebbe un gran dilemma, una scelta cittadina, utilità o bellezza, visione greca o visione romana della città. Ma invece noi oggi andiamo a rovinare l'ultimo angolo bello della città per fare un po' un parcheggio di 30 posti in più, quindi non risolverà i problemi della città. E siccome non sarà un parcheggio per i residenti, perché sarà libero, d'estate, quando i nostri residenti torneranno a casa, lo troveranno comunque occupato di turisti quel parcheggio. Ricordiamocela questa cosa, non sarà un parcheggio riservato. Allora la grande domanda, e concludo, è: vuoi fare un intervento all'Isola dell'Unione? Benissimo. Fai un intervento magari più impattante, però diventa un intervento che risolve il problema della città e del centro storico. Oppure eviti di farlo e lasci un angolo bello, libero e aperto, come diceva il collega di Forza Italia. Ma così te intervieni sull'unico pezzo bello, permettetemi di dire libero, che resta della città, stravolgendo un campo da calcio, rompendo le scatole a tutti, per andare a fare 30 posti auto in più. Faccio una provocazione e chiudo. Visto che sulle rive si parcheggiano sempre, non va a controllare nessuno, perché purtroppo abbiamo oggettive carenze di personale, li facevamo sulle rive quei 30 posti auto con un pennarello per terra, e quando li volevamo togliere bastava cancellarli, senza andare a fare un intervento del genere. Va bene, allora chiudiamo la rassegna, sono già le 6:40, vi ringrazio della partecipazione. Oggi c'è Zioba, speriamo che la gente capisca di stare distanziati e che non ci siano altri ulteriori problemi. Va bene? Ciao ragazzi, buona giornata. Ciao a tutti. Mettete le mascherine e esatto, tenetevi il distanziamento sociale. Buongiorno a tutti. Ciao, buona Ciao giornata. ragazzi, buona giornata. Grazie, grazie. Ciao, Giorgio. Ciao.